Aquila Trento Calisio. L'Aquila Trento dilaga alla prima di campionato contro il Calisio. Il vantaggio arriva al 17esimo con il colpo di testa di Diop. Quando l'Aquila gestisce, il Calisio prova a scuotersi con Vanzo, ma sono ancora gli aquilotti a rischiare il gol. L'Aquila continua a controllare il match nel secondo tempo e concede pochissimo, riuscendo pure a dilagare nel quarto d'ora finale, con le reti di Betti, Nardelli e ancora Betti, a firmare il definitivo 4-0. Dolomitica Gardolo. Partita bellissima e molto accesa tra Dolomitica e Gardolo, con gli ospiti che rispettano il pronostico e passano alla prima di campionato. La squadra ospite segna subito il vantaggio con un bellissimo tiro a giro di Marina a metà del primo tempo. Nella ripresa entrambe le squadre sono ben schierate e cercano il gol, ma senza successo. La Dolomitica cerca il pareggio, ma non riesce a spuntarla sulle retroguardie giallo-blu. La partita finisce così sullo 0-1. Fassa Fiemme. Il Fassa inizia la grande questo campionato con una bellissima partita. Il primo tempo è decisamente combattuto, ma paga l'inesperienza della rosa ospite, che lascia con troppa leggerezza il vantaggio al Fassa con De Bertol. Nella ripresa, nonostante i tentativi di pareggio del Fiemme, De Luca insacca il 2-0 con un tiro da 40 metri. La squadra di casa, infine, segna ancora nel finale con Piccoli, che consegna il definitivo 3-0 e i 3 punti alla sua squadra. La Rovere Telve. Vince il Telve in trasferta sul campo di Rovere della Luna. Primo tempo alla pari tra la Rovere e Telve, con una bella occasione per parte. Nel secondo tempo meglio gli ospiti, che passano infatti con Francesco Micheletti, in dubbia posizione di offside. Il secondo gol arriva 20 minuti dopo con il calcio da fermo di Divina, dopo l'espulsione del difensore della Rovere. Altre occasioni e un'espulsione telvatta tengono viva la partita, ma il match si conclude 2-0. Lona Lases Calceranica. Buona la prima del Calceranica che passa sul campo della neopromossa Lona Lases. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, con gli ospiti vicini al gol in una sola occasione. Il secondo tempo si apre con il gol di Anderle al 55esimo. La Lona però non ci sta e pareggia con il rigore del capitano Ciurletti. Al 75esimo arriva il nuovo vantaggio di Moser, che raddoppia poco dopo. Il quarto gol, fortuito, serve solo a ribadire la vittoria per 1-4 dei gialloverdi. Mattarello Civezzano. Le due squadre concedono spettacolo e regalano un pirotecnico pareggio. Il primo tempo è a senso unico, con il Civezzano che con le reti di Prati, Moro e ancora Prati va a riposo sullo 0-3. Ma quando la partita sembra già indirizzata, il Mattarello inizia a credersi. E così Pedrotti e la doppietta di De Carli regalano a tempo scaduto il clamoroso 3-3 finale. Una partita pazzesca che concede un solo punto a ciascuno. Vattaro Verla. Bella vittoria in rimonta del Verla in casa del Vattaro. Al 15esimo Hosl porta in vantaggio i suoi con una bella punizione defilata, a premiare il bel primo tempo del Vattaro. Nella ripresa però, al 51esimo, la partita è già 1-2 grazie alle reti di Pellegrini e Brugnara, abili a punire il calo di concentrazione dei padroni di casa. Il Vattaro sotto shock ci prova ma non trova il pareggio. Finisce quindi 1-2 per il Verla.